Buongiorno e ben ritrovati, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3 che parte puntuale come sempre alle 12 per raccontarvi i fatti principali della giornata, naturalmente in primo piano la cronaca, ma poi ci sarà anche spazio per ritornare alla giornata di ieri, alla giornata dei ballottaggi con i risultati principali in Veneto che vi abbiamo raccontato nel corso delle nostre lunghe dirette. E come detto però partiamo con la cronaca, con quanto accaduto la scorsa notte a Quinto di Treviso. Prima un incendio, poi un'esplosione con frammenti volati a diversi metri di distanza che hanno colpito un'abitazione vicina. Non si esclude, anzi sembra quasi certo, ma lo chiederemo subito alla nostra Daniela Sizia, la pista dolosa, tanta paura tra i residenti svegliati nel cuore della notte da un violentissimo boato. Buongiorno a Daniela e insieme a Francesca Pezzo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, lo vedete alle mie spalle, il bar è completamente distrutto, Dolce Caffè 26 aperto da circa 3 mesi, un boato fortissimo, una deflagrazione che è stata davvero sentita da tutti i cittadini che sono scesi in strada, qualcuno si è affacciato, hanno visto le fiamme, un disastro. Origine quasi sicuramente dolosa. Alcuni ragazzini che si trovavano qua in zona hanno visto scappare delle persone a bordo di un'auto, persone che sono state ovviamente ascoltate dai carabinieri che sono intervenuti qua sul posto, i vigili del fuoco che hanno cercato insomma di arginare il fuoco, perché come vedete ci sono anche delle abitazioni sopra e anche al lato di questo bar. Con noi c'è un ragazzo che era proprio qui all'1:30 quando c'è stato questo boato e questa esplosione. Che cosa hai visto? Niente, praticamente quando ho sentito il boato siamo venuti subito qui e praticamente abbiamo visto il bar in fiamme e poi varie esplosioni che infatti alcuni pezzi di vetri, serrande sono andate a finire in mezzo alla strada. Appena ho sentito il boato ho chiamato le forze dell'ordine, i soccorsi e sono arrivati subito. Dicevi la titolare che era già stata minacciata. Sì, da quello che ho capito la titolare aveva subito delle minacce, praticamente quando tornava a casa sua trovava questo cartello con scritto di chiudere il bar così. Poi dalle dinamiche che è successo hanno praticamente rotto il vetro e lanciato una bomba esplosiva. Quindi penso che sia proprio, era proprio intenzionale. Non è stata un'esplosione per causa di una bombola dentro al bar, ma è stato proprio intenzionale da qualcuno, ecco. Anche perché, Francesca, hanno visto proprio scappare delle persone. Qualcuno dice forse c'è qualcuno che è stato fermato, ma ovviamente non lo sappiamo, non abbiamo nessuna certezza in questo momento da parte dei carabinieri. Ma ti faccio vedere una cosa, prima di sentire il sindaco, poi lo ringraziamo, chiediamo di attenderci un attimo. Guarda, l'esplosione ha devastato quella finestra lì, che è la finestra di un bar, e addirittura la scheggia è finita là sopra il muro, si può vedere, si è conficcata assolutamente dentro il muro. Questo per farvi capire la potenza di questa esplosione. Io sono con il sindaco che ci ha raggiunto qui sul posto, il sindaco neoeletto, il sindaco Durigon di Quinto di Treviso. Sindaco, buongiorno, siamo in diretta. Sindaco, un fatto davvero gravissimo. Sì, un fatto grave che ci preoccupa, questo sì. A Quinto non era mai successa una cosa del genere, quindi un po' di preoccupazione c'è adesso, questo sì. Ecco, abbiamo visto addirittura vetri sulle altre abitazioni in mezzo alla strada, è stato davvero una deflagrazione imponente. Sì, da quel che mi risulta è stato appiccicato un incendio che poi ha fatto saltare alcune bombole di gas e quindi c'è stata una deflagrazione importante che ha coinvolto anche le abitazioni vicine, quindi poteva succedere qualcosa di peggio, questo sì. Ecco, fortunatamente, Francesca, non ci sono stati feriti, ma una persona è stata soccorsa perché dall'esplosione ha avuto un attacco di panico e quindi è stata soccorsa da dei medici che sono intervenuti qua con un'ambulanza. Sindaco, si parla di una titolare che era già stata minacciata. Sì, allora, io ho parlato con la titolare questa mattina per esprimere la nostra vicinanza con l'amministrazione. E mi ha raccontato che ha avuto qualche minaccia, però lei che sapeva aveva aperto da poco, quindi non si riesce a dare una spiegazione il perché. Questo è perché è un bar abbastanza tranquillo, non è segnalato come zona di ritrovo, quindi è molto strana la cosa. Bisogna capire magari che non fosse rivolta alle precedenti gestioni, questo non lo sappiamo. Ecco, un bar che andava bene. E qualcuno dice può esserci stata dietro, ma forse è strano, un'invidia perché questo bar andava bene?
Ma io credo di no, spererei di no. Adesso sinceramente mi sembra un po' azzardato trarre queste conclusioni. Certo che l'evento è molto grave, questo sì. Ecco, le indagini ovviamente dei carabinieri, è stata avvisata ovviamente anche la procura, a cui sono arrivati i vigili del fuoco anche questa mattina per cercare di valutare anche i danni nell'abitazione, perché c'è un'abitazione che ha una crepa nel muro, che è l'abitazione che è dello stesso praticamente, della stessa palazzina dove c'è il bar. Il bar lo avete visto, insomma, ve lo faccio rivedere, è assolutamente distrutto, i danni sono ingentissimi, addirittura la porta del bagno è stata scaraventata fuori dalla stanza, quindi guardate che potenza che ha avuto. Ora sentiremo anche i carabinieri, qualcuno dice forse il cerchio si sta stringendo intorno a queste persone che sono state viste scappare da un gruppo di ragazzini. Vi faccio anche sentire, e poi restituisco la linea, Francesca, le parole della prima persona che è scesa subito dopo il boato e appunto che ha visto scappare l'auto. Quindi vi faccio sentire questa testimonianza, poi restituisco la linea allo studio. Allucinante, Far West, ma... Che cosa suo figlio ha visto tutto? No, mio figlio ha sentito il botto, ecco, basta. E ci dicono che erano dei ragazzi che sono scappati in macchina. Sono scappati in macchina, ma non so dirvi altro perché ho visto solo la macchina andare via. Ha visto fuggire quindi una macchina? Sì, una macchina blu che correva via e basta. Paura tanta, un boato pazzesco? Botto pazzesco, la casa ha tremato. Non ho mai visto una cosa del genere? No, qua no, si vede la prima volta. Lei è successo a che ora più o meno? Verso l'1:15 per l'esattezza. Ha sentito questo forte boato? Si è fatto... Fuori ci siamo affacciati in tanti, perché qua siamo affacciati in tanti, abbiamo visto questa macchina correre via e basta. Poi sono arrivati i carabinieri e poi i pompieri. E ha visto le fiamme? Sì, beh, le fiamme dopo 5 minuti sono propagate su tutto il negozio. Vi siete fatti un'idea di che cosa può essere accaduto? No, perché? Assolutamente no. È la prima volta che succedono a Quinto queste cose qua. Che cosa ha pensato questa mattina? Un po' di shock sicuramente. E suo figlio? Mio figlio è spaventato, comunque adesso è tranquillo. Sappiamo che è stato portato in ospedale. No, ha preso, sì, era in ambulanza, c'era l'ambulanza qua, quindi gli hanno dato dei tranquillanti e basta. Non è andato in ospedale, era a casa. Tanta paura ha preso con il boato? Sì, con il boato ha preso tanta paura. I bambini hanno, perché le stanze sono a ridosso proprio del negozio, quindi hanno preso tanta paura. Insomma, dalle immagini avete visto la potenza di questa esplosione. Fortunatamente nessuno in quegli istanti stava transitando davanti al bar, perché poteva davvero finire in tragedia. Naturalmente vi aggiorneremo nel caso dovessero esserci novità sul fronte delle indagini, ma adesso ci spostiamo a Venezia, dove è esplosa la protesta dei residenti per l'allestimento del villaggio Coldiretti in riva Sette Martiri, di fronte al bacino di San Marco. Sarà un fine settimana d'inferno, dicono i cittadini, e non si escludono le vie legali. Buongiorno a Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio. Raccontaci cosa sta accadendo. Buongiorno Francesca. Dunque qua ci sono delle discussioni accesissime. Noi siamo in un angolo di questo grande allestimento della Coldiretti, per cui stanno lavorando 800 persone. Si stima che arriveranno 60.000 persone in questa zona di Venezia, che è ancora densamente popolata. Vedete che qui ci sono dei residenti che si stanno lamentando proprio con i vertici di Coldiretti per quello che sta capitando, vale a dire per i disagi che ci saranno, perché queste 60.000 persone che arriveranno andranno a sommarsi con quelle della Biennale, che è qua di fianco, con la Sagra di San Piero di Castello, che si trova a poche centinaia di metri da qui, per cui si tratterà veramente di un intasamento di quelli veramente grossi. Io adesso, mentre c'è la discussione che impazza, mi avvicinerei per raccogliere anche qualche... Eccoci, scusi, siamo in diretta. Mi scusi, perché non va bene questo allestimento della Coldiretti? Allora, premetto una cosa, e lo dico apertamente, che noi non siamo il partito del no, come qualcuno dirà, perché dopo alla fine penso che lo dirà.
noi pensiamo solo una cosa, che sono stati calpestati i diritti dei cittadini, nel senso che chi ha dato queste autorizzazioni ha un nome, ha un cognome, ci sono delle firme, non ha tenuto conto delle criticità della città e del luogo in cui viviamo. Ok? Ecco, sì. No, diceva lei che anche degli anziani che ci sono per la Sai, il sindaco è pieno di anziani e per quello se ne è approfittato, perché forse se c'erano più giovani, non so. Sentiamo anche qualcuno, eccoci qua, è il presidente di Coldiretti Venezia, scusi, ma si aspettava, di Veneto, scusami, si aspettava una reazione così vivace? Diciamo che quando si organizzano questo tipo di manifestazioni così importanti un pochino di disagio purtroppo è inevitabile. Comprendo sicuramente quello che sta succedendo, ci scusiamo in primis per il disagio e ci impegniamo a ripristinare in primis tutto quello che in qualche modo può essere oggetto di danneggiamento o di altro fastidio, però al tempo stesso è una situazione, un evento che mettiamo a disposizione della città e di tutti i cittadini in primis e poi di coloro che vorranno vederla e venirvi a partecipare. È un'occasione in cui vogliamo portare l'agricoltura in città, questo è l'obiettivo dei villaggi di Coldiretti, è un obiettivo proprio per aprire un intero settore economico come quello dell'agricoltura a chi anche in qualche modo non conosce, perché purtroppo pensiamo ai bambini. Diciamo che su questo nessuno ha detto niente, il punto è che dicono che questa zona era un po' troppo fragile, certo, voi avete chiesto i permessi. Come ho spiegato anche a tutti i cittadini con i quali ci stiamo confrontando in maniera assolutamente serena, logica e ragionevole, noi i nostri passi come organizzazione per chiedere le autorizzazioni, le procedure e tutto quello che è anche un'assunzione di responsabilità da parte nostra nell'organizzazione di questo evento lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto seguendo tutte le procedure, le prescrizioni e le normative che abbiamo dovuto seguire. Quindi ripeto, noi cerchiamo di muoverci con il maggior tatto possibile, dopodiché sappiamo che per primi che Venezia è una città che merita assolutamente un rispetto importante per la sua delicatezza e che quindi questo sarà per noi un monito ulteriore per essere ancora più attenti e solleciti. Grazie mille, intanto vedete che siamo veramente parecchi qua e sono tutti residenti. Volevo inoltre dire una cosa, e da quello che ho parlato con i signori qui presenti, loro non sapevano che in concomitanza c'era un'altra festa, che era la festa del nostro santo patrono, praticamente di San Pietro di Castello. Questo cosa presuppone? Presuppone che ci sarà una valanga di gente che arriva di qua, che arriva di là, e quindi dopo qui non ci si muove più. Questa cosa l'amministrazione lo sapeva bene e se ha taciuto dovrà rendersi conto che dovrà rispondere di questo. Poi noi faremo l'accesso agli atti per quanto riguarda queste autorizzazioni e dopo gli organi competenti provvederanno se ci sono gli estremi per poter denunciare l'amministrazione. E poi la città è talmente delicata, ma tanto delicata Venezia, tanto è vero che lo dicono tutti, no? Noi che siamo veneziani. E non doveva fare quello che hanno fatto qui. È una cosa troppo grande per questa piccola città. È molto delicata. Devono ancora arrivare tutti gli animali, non so dove li metteranno gli animali, non so dove faranno i suoi bisogni, le loro abitudini. Noi qua non abbiamo niente, è tutto un altro mondo, insomma. Guarda dei bagni chimici davanti alle finestre. E alla mattina ci siamo alzati e abbiamo visto una serie di bagni chimici e mio marito ha chiamato i vigili non sappiamo cosa fare. Fortunatamente mezz'ora fa hanno tolto sti bagni, ma avevamo una puzza tremenda, poi c'è un disagio qui, vede qui che davanti qua questi abbiamo le luci aperte dalla mattina alla sera. Premetto che non ce l'abbiamo col Coldiretti. No, è proprio sul fatto. Assolutamente, ma una cosa del genere il Comune di Venezia lo sa benissimo, lo sa benissimo. Allora, grazie, avete sentito, insomma ci sono tante proteste, il dibattito qui continua, io intanto vi restituisco la linea. Hai reso benissimo l'idea di quello che sta succedendo, del clima che si sta respirando in quell'angolo di Venezia, grazie a Filippo Fois. E adesso ci spostiamo a Vicenza, anzi a Montecchio Maggiore per l'esattezza, con il taglio del nastro del nuovo casello dell'A4 e l'ultimo anello che si raccorda con la Pedemontana Veneta e che decongestiona la viabilità locale ed è un raccordo atteso da decenni. Ci colleghiamo subito con Daniele Garbin insieme alla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti. Buongiorno Daniele, buongiorno all'assessore De Berti.
Buongiorno Francesca, buongiorno a te ai telespettatori. Detto bene, siamo a Montecchio Maggiore con me il vicepresidente Elisa De Berti. Siamo all'interno, intanto se vuoi salutare. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo all'interno della corsia del nuovo casello della A4 che questa sera a mezzanotte queste sbarre si alzeranno per passare per la prima vettura. Insomma, un'opera attesa per cui sono stati spesi del valore di 100 milioni di euro, sono serviti quasi 5 anni di lavoro, insomma, in un punto nevralgico proprio al termine che conclude l'ultimo anello del master plan della Pedemontana. Ecco, cosa rappresenta quest'opera, Assessore? Ma allora, sicuramente a livello locale è noto per tutti coloro che hanno transitato per il casello, il vecchio casello di Montecchio, le criticità, gli ingorghi e il blocco alla fine che c'era del traffico. Sicuramente questo casello renderà più fluido e accessibile anche tutto questo territorio tra Montecchio e Brendola, ma tutto anche il Vicentino. Per quanto riguarda la Pedemontana, diciamo che questo casello è l'ultima inaugurazione che verrà fatto, non fa parte della Pedemontana, però era strategico insieme all'interconnessione per la Pedemontana e finalmente diciamo che l'opera è completa. Il corridoio mediterraneo sappiamo che è uno dei corridoi a più alta saturazione sia per il ferroviario che per la viabilità. La Pedemontana avrà sicuramente una funzione di alleggerimento di quello che è il flusso di traffico sul corridoio del Mediterraneo, e poi sappiamo che l'alta velocità con il raddoppio della ferrovia permetterà di poter anche aumentare il trasporto ferroviario, sia quello regionale che quello delle Frecce e di Italo, ma anche dell'alta velocità, alta capacità, diciamo, ma anche il trasporto merci. Ecco, ricordiamo che in questo momento, proprio pochi minuti fa, c'è stato il taglio del nastro, la presenza del presidente Luca Zagliari, i sindaci delle massime autorità della zona. Abbiamo sentito i sindaci comunque molto critici, ma finalmente soddisfatti, no, di aver sbloccato, perché il tassello è importante per l'economia, lo ricordavo un attimo fa. In questo momento, ecco, quali sono le prospettive? Perché comunque si parla anche di ulteriori opere a completamento, un parcheggio, una rotatoria e forse anche qualcuno sollecitava una stazione. Ecco, diventa uno snodo principale, insomma, del vento in questa parte di Vicentino. Allora, diciamo che da Montecchio di fatto passa tutto, perché passa la Pedemontana, passa l'autostrada, passa la ferrovia. C'è questa richiesta che viene dal territorio di fare una nuova stazione ferroviaria, però deve essere valutata, non è competenza della Regione, deve essere valutata perché deve essere sostenibile nel modello di esercizio del trasporto ferroviario. Con RFI e con Trenitalia stiamo facendo i dovuti approfondimenti, ma sicuramente con il nuovo sindaco affronteremo la questione. Per quanto riguarda il casello ci sarà il parcheggio che verrà completato a seguire, però insomma A4 ci ha rassicurato che non ci saranno ulteriori inaugurazioni, 300 posti, insomma verrà fatta una rotonda per agevolare ancora di più l'accessibilità, quindi insomma è un corridoio, l'ho detto prima, che veramente richiede tante infrastrutture. È vero che oggi i sindaci hanno anche un po' criticato i tempi e le richieste, però quando si parla di infrastrutture non ci sono le infrastrutture che nel giro di pochi anni vengono realizzate, ci vuole il tempo per pianificarle, programmarle, progettarle, realizzarle, collaudarle e inaugurarle. Insomma, diciamo, siamo contenti perché l'inaugurazione è stata fatta, ma il Veneto è una delle regioni che si caratterizza per non avere opere bloccate, opere incompiute, ma insomma magari ci mettiamo un anno in più, ma alla fine il nastro arriviamo sempre a tagliarlo. Benissimo, allora innanzitutto buon lavoro adesso. Grazie a voi. Ecco, con questa bella notizia, allora Francesca, aspettando appunto che si alzino queste sbarre stasera, ricordiamolo, noi da Montecchio Maggiore restituiamo la linea. Grazie a Daniele Garbin con Simone Squarcina e grazie alla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti. E adesso torniamo alla cronaca, perché c'è una comunità sotto shock, quella dei camerunensi che vivono tra Padova e Ponte San Nicolò, dove domenica ha perso la vita una bimba di appena 3 anni annegata in un canale di scolo. Dopo si fanno più chiari i contorni della tragedia che ha visto una bimba di 3 anni annegare in un canale di scolo dopo essersi allontanata di pochi metri dalla zona in cui si trovavano il padre e altri amici di famiglia che avevano organizzato un picnic. Tutte famiglie originarie del Camerun che in pratica ogni settimana si trovano in quel parco vicino alla zona industriale di Ponte San Nicolò per fare festa in compagnia.
Il padre è ingegnere informatico, laureato a Padova, la madre era rimasta a casa con l'altra figlia. Sulla vicenda indagano i carabinieri, si ipotizza un possibile momento di distrazione del padre 39enne, durante il quale la piccola avrebbe percorso qualche decina di metri fino ad arrivare al canale di scolo e scivolare in acqua, non profonda ma ovviamente sufficiente perché la bimba affogasse. Gli adulti hanno impiegato alcuni minuti a ritrovare il corpo, trascinato lontano dalla corrente. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM, ma le condizioni della bambina erano già disperate. Inutile quindi la corsa al pronto soccorso pediatrico, una tragedia che ha scosso la numerosa comunità camerunense, unita e integrata, ma anche le amministrazioni comunali di Padova e Ponte San Nicolò, che hanno inviato messaggi di cordoglio ai genitori. Restiamo nel Padovano, a Padova per l'esattezza, per una notizia di tutt'altro tenore, perché partono oggi numerosi cantieri estivi del tram che sfrutteranno proprio la pausa estiva. Sappiamo che durante l'estate il traffico è molto meno decongestionato e questo permette appunto di andare avanti con i cantieri in modo più tranquillo. Chiuso fino a settembre un ponte cruciale per la viabilità a poca distanza da ospedale e stazione. Facciamo il punto di questi cantieri estivi insieme a Federico Fusetti. Buongiorno Federico, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, con Cristian Roca Allende siamo in questo punto un po' nevralgico della città, in effetti, tra stazione, ospedale, istituti universitari, e qui è partito proprio in queste ore un cantiere importante. Li hai definiti cantieri estivi, anche il comune li definisce cantieri estivi, c'è poco di vacanza però, perché in realtà qui lavoreranno tante persone per tutta l'estate, vero Assessore Andrea Aragona? Sì, esattamente, il primo cantiere su Ponte Mizzolo è il cantiere relativo allo spostamento delle tubature del gas, non è appunto quindi un intervento direttamente collegato al tram, ma è l'occasione, come abbiamo sempre detto, che il tram ridisegna la città. Che è questa tubatura che stiamo vedendo proprio in questo momento, lo stanno sollevando. Esattamente, sì, è una struttura vetusta molto vecchia e quindi è l'occasione anche di sistemare queste tubature sia del gas che dell'acqua, che spesso interferiscono col tram, ma anche che sono strutture molto vecchie che di tanto in tanto vanno cambiate, perché possono avere delle perdite, delle rotture. Questo ponte come cambierà poi? Questo ponte passerà il tram in entrambe le direzioni e in una delle due direzioni sarà promiscua, e mentre nell'altro ponte il Milani continueranno a passare le auto come stanno passando adesso. Un'estate intensa, dicevamo. Un'estate intensa perché ovviamente i cantieri più complicati dobbiamo concentrarli in estate. Ieri effettivamente abbiamo avuto un po' di code perché il traffico è diminuito, ma non è ancora ovviamente un traffico di luglio o di agosto. Stiamo monitoreremo nei prossimi giorni come va. I primi giorni c'è sempre un po' di caos perché ci si deve riadattare ai cambiamenti. Se la situazione non migliorerà siamo pronti con alcuni interventi infrastrutturali che però se cerchiamo di non fare se possibile, perché vorrebbe dire farli e poi dopo ripristinare la situazione precedente, quindi un lavoro che se possibile è meglio non fare. Vediamo appunto nei prossimi giorni, spesso dopo i primi giorni la situazione del traffico si normalizza, se non lo farà interverremo. Quindi un messaggio ai cittadini? Di pazientare ovviamente, è normale, stiamo intervenendo in molti punti, ma perché vogliamo fare in fretta, i cantieri stanno procedendo molto in fretta, ma credo che il gioco ne valga la candela, nel senso che una volta finiti i lavori sicuramente su queste assi ci si muoverà in maniera molto più veloce. Francesca, allora insomma i lavori anche da un certo punto di vista spettacolari, nel senso che qui come a Volta Barozzo, dove c'è un ponte che sta per essere varato, insomma ci sono anche zone in cui sicuramente torneremo a vedere e a mostrarvi delle immagini come dicevo prima un po' spettacolari, con il tram insomma che ridisegnerà la città. A te. Grazie davvero a Federico Fusetti, con Cristian Roca Allende, grazie anche al vostro ospite. Restiamo nel Padovano per queste immagini. È un video che è stato girato pochi minuti fa a Vescovana, tra Vescovana e Boara Pisani.
principio di tromba d'aria. Avete visto questo cono che non tocca terra, quindi non è una tromba d'aria a tutti gli effetti, ma sicuramente immagini impressionanti che denotano quella che è questa nuova ondata di maltempo che era attesa nella nostra regione. Domenica vi abbiamo raccontato quella che è stata la situazione che si è registrata dall'altopiano al Bellunese, alla Marca Trevigiana, per quelle alluvioni che ha interessato la nostra regione tra la notte tra sabato e domenica, accompagnata da piogge torrenziali, forti raffiche di vento, grandinate che hanno causato allagamenti, ma anche frane e diversi danni, appunto come detto tra Schio, Asiago, il Bellunese e la Pedemontana Trevigiana. Dunque maltempo che non dà tregua e che almeno fino a domani potrebbe tornare a manifestarsi sulla nostra regione. Quelle immagini che avete visto, ve lo ripeto, tra Vescovano e Boara Pisani in provincia di Padova danno tutto il senso della situazione. E adesso andiamo avanti con la cronaca. Una 14enne è stata denunciata dai carabinieri per aver picchiato con calci e pugni una minorenne. Il motivo della violenza sembra legato alla gelosia e ai social. A scatenare la violenza sarebbe stato un profilo Instagram dal quale sarebbero partite offese al fidanzato di una 14enne che avrebbe così deciso di vendicarsi picchiando una coetanea. E così i carabinieri, partendo dalla denuncia della madre della ragazza presa di mira, dopo una breve indagine hanno denunciato per lesioni personali una ragazzina di 14 anni. I fatti si sono verificati a Cadoneghe. La 14enne, insieme ad altre 3 ragazze in corso di identificazione, si è presentata sotto casa della vittima, che era in compagnia di un'amica, anche lei minorenne. Il diverbio, come detto, sarebbe nato dalla creazione di un falso profilo Instagram attraverso il quale sarebbe stato offeso il fidanzato della ragazza indagata. La discussione è presto degenerata e la 17enne, intervenuta per placare gli animi, è stata colpita con calci e pugni. La 14enne è stata così segnalata al giudice per i minorenni di Venezia. E guardate queste immagini, chiedo scusa ad Alessandro Granziera e Tommaso Migotti in regia, così a sorpresa, li colgo di sorpresa. Queste immagini arrivano dalla provincia di Rovigo, invece, da Lendinara, e anche qui mostrano questo turbine che è molto più stretto rispetto a quello che abbiamo mostrato pochi istanti fa tra Vescovano e Boara Pisani, e avete visto anche qui un principio di tromba d'aria. Insomma, in diverse aree della nostra regione il maltempo sicuramente spaventa. Sono diverse le operazioni delle fiamme gialle in queste ultime ore in Veneto. Iniziamo con la Guardia di Finanza di Vicenza, che al termine di un'indagine ha sospeso crediti d'imposta relativi a fondi PNRR per 230.000 euro. Le fiamme gialle, nel corso di un controllo nei confronti di una società di capitali operante nel settore della tecnologia medica e della fabbricazione di strumenti di radiazione, hanno rilevato costi del personale non inerenti all'attività di ricerca e sviluppo per circa 980.000 euro negli anni d'imposta dal 2020 al 2023, per i quali erano stati chiesti appunto fondi PNRR. Da qui la sospensione delle deleghe per la compensazione dei crediti. E ancora, le fiamme gialle di Treviso hanno individuato all'aeroporto Antonio Canova 91 vettori aerei che per l'annualità 2023 hanno omesso di versare l'imposta dovuta per i voli aerotaxi, causando un danno all'erario di 137.500 euro. Oggetto delle attenzioni investigativi i voli non di linea, quindi quelli effettuati con velivoli riconducibili a società di noleggio con poche decine di posti e usati solitamente per avere miglior comfort e risparmiare nelle tempistiche. Sono 1310 i cosiddetti passeggeri fantasma transitati per lo scalo Trevigiano, distribuiti su 395 voli aerotaxi per i quali non è stata versata l'imposta. E poi ancora fiamme gialle al lavoro, questa volta nel Bellunese, dove hanno individuato alcune aziende della subfornitura dell'occhialeria in cui sarebbe operante personale impiegato in nero o con inquadramenti irregolari. Si tratta in tutto di 13 persone
relativamente alle quali risulterebbero non versati contributi fiscali per circa 5.000 euro e non condotte le necessarie iniziative di formazione in tema di sicurezza sul posto di lavoro. Per le unità produttive individuate, le Fiamme Gialle hanno proposto all'Ispettorato del Lavoro di Belluno l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'attività. E queste dunque le importanti operazioni della Guardia di Finanza nella nostra regione. Adesso ritorniamo nel Padovano con la rete degli studenti medi di Padova, che attraverso i social denuncia un raduno fascista in un parco sui Colli Euganei. Bandiere con croci celtiche, saluti romani e boia chi molla, un vero e proprio raduno fascista al Parco Fiorine sui Colli Euganei, quello che denuncia la rete degli studenti medi con un video che hanno ricevuto e rilanciato sulle loro pagine social. I protagonisti sono, dicono gli attivisti della rete degli studenti medi, i giovani di Azione Studentesca, Azione Universitaria e due movimenti giovanili del partito della Premier Giorgia Meloni. Il raduno è dello scorso 20 giugno, solstizio d'estate. La manifestazione che festeggia il Sole Invictus era stata annunciata quella mattina tramite gli account social delle associazioni studentesche di destra. Conosciamo bene queste realtà, sappiamo come l'estrema destra giovanile si muove da ben prima che l'inchiesta girata in queste settimane facesse emergere la verità agli occhi di tutti. Una verità che si nasconde nelle trame della rappresentanza studentesca e universitaria e purtroppo anche in quella dei partiti. Realtà che hanno degli elementi culturali di riferimento che non ci possiamo più permettere di ignorare e che denunciamo con forza. Presidente Meloni, cosa ha da dire al riguardo? Come sindacato studentesco la nostra richiesta è chiara. I movimenti e le associazioni di ispirazione neofascista devono essere sciolti. Vera Slepoi, la psicologa, psicoterapeuta mancata pochi giorni fa, e Maria Elisabetta Alberti Casellati erano legate da un'amicizia che durava da anni. Allora sentiamo il ricordo del Ministro delle Riforme. Per me era l'amica di sempre, di tanti anni vissuti assieme. Va via una parte della mia storia personale, perché con Vera c'era un dialogo costante su tutti i temi, sia di carattere privato che di carattere pubblico. Questo è il ricordo del Ministro delle Riforme Casellati, della psicologa e saggista Vera Slepoi, mancata nella notte tra giovedì e venerdì. Un'amica con cui ha condiviso molto politicamente, ma soprattutto umanamente. Un'amicizia fatta anche di progetti da sviluppare insieme. Dovevamo scrivere sempre un libro assieme. Ormai era diventato quasi per noi un gioco, nel senso che ad ogni incontro elaboravamo idee, progetti, ma non abbiamo mai schiacciato su carta questo scritto, che riguardava poi l'intreccio delle nostre professioni, che avevano molti punti in comune, io come matrimonialista e lei come psicoterapeuta. Sabato di questa settimana, il 29, avrei dovuto essere a casa sua a cena, e questa improvvisa scomparsa davvero lascia un vuoto incolmabile. Intanto però non è ancora stata resa nota la data dei funerali della psicoterapeuta e scrittrice, che aveva fatto di Padova la sua città. La famiglia infatti ha richiesto ulteriori accertamenti per comprendere la causa della sua morte. Per questo è stato incaricato un loro consulente di fiducia per un'autopsia sanitaria per far luce sul malore fatale. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, sto cercando di mostrarvi, eccole qui, queste nuove immagini, grazie ad Alessandro Granziere e Tommaso Migotta in regia. Eccola qui, la tromba d'aria, vi abbiamo mostrato dei principi di tromba d'aria tra Vescovana e nel Padovano a Lendinara, e ebbene ci sono anche le prime notizie dei danni, ve li leggo, li leggiamo insieme.
il vento potente ha scoperchiato un capannone industriale in via Grandi e i pezzi di lamiera si sono sollevati verso il parcheggio del centro commerciale Aliper in viale Porta Adige. Siamo a Rovigo, qui si sono registrati danni ingenti, i vetri sono letteralmente scoppiati, in particolare all'interno del bar il tetto si è imbarcato e i pannelli sono crollati a terra. Ancora danni sui tetti della zona industriale. Dal video si vedono oggetti anche pesanti volare per aria come fogli di carta. La tromba d'aria si è spostata velocemente verso le frazioni di Boara, Polesine e poi ancora Cantonazzo e Granzetti, infine a Lusia e a Lendinara. Vi abbiamo proprio mostrato le immagini della tromba d'aria nella zona di Lendinara. A Cantonazzo un albero si è spezzato cadendo su un'automobile. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Allagamenti in mattinata per l'acquazzone è arrivato intorno alle 10:30 con forza sulla città capoluogo. Dunque una tromba d'aria che si è abbattuta ai confini tra le province di Rovigo e Padova, causando danni soprattutto a Rovigo davvero molto ingenti, e continueremo ad aggiornarvi. Adesso però siamo alla politica, facendo un passo indietro alla giornata di ieri, la giornata dei ballottaggi. C'era proprio Rovigo dove si votava, ma occhi puntati anche su Bassano del Grappa con la vittoria, e oggi c'è stato l'insediamento ufficiale in municipio di Nicola Finco. E allora riepiloghiamo questa giornata insieme ad Alex Giuliano. Buongiorno Alex. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, dici benissimo, siamo con Renzo Rigon in compagnia di Andrea Viero, che è il segretario della Lega qui a Bassano, nonché possiamo definirlo braccio destro di Nicola Finco. Nicola Finco che ieri ha vinto il ballottaggio con Roberto Campagnolo. Nicola Finco che rappresentava il centrodestra, la coalizione di centrodestra con Lega, con Forza Italia, Fratelli d'Italia fra gli altri, poi c'era la Civica Impegno per Bassano e appunto la lista di Nicola Finco. Ha vinto con il 51,57%, quindi con 8.660 più o meno voti, 500 in più di Roberto Campagnolo. Dato dell'affluenza molto basso, il 44%, ma come si suol dire basta vincere anche 1-0 al 90° per portarsi a casa i 3 punti. Sì, un po' come l'Italia ieri sera con la Croazia, lo stesso è successo a livello politico a Bassano. È chiaro che chi va a votare ha ragione e anche per un solo voto si porta a casa la partita. Ecco, grande festa ieri, festa sul ponte, insomma c'è stato questo testa a testa che ha accompagnato un po' tutta la campagna elettorale di questi mesi, giocati sulla correttezza, perché sia Roberto Campagnolo che Nicola Finco hanno scelto la linea del essere propositivi piuttosto che polemici, ma comunque insomma qualche frecciatina non è mancata. Vi diamo solo così per mettere un po' di pepe l'aneddoto che qualcuno ha rotto il silenzio elettorale sabato sui social andando a commentare un presunto messaggio che girava nelle chat da parte di qualcuno del centrodestra che diceva: non possiamo affidare Bassano al centrosinistra, non possiamo affidarlo ai pelosi. E allora la coalizione di centro-sinistra ha deciso di cambiare le immagini di profilo sui social, le loro immagini di profilo, scegliendo quella di Ciubecca, personaggio di Guerre Stellari notevolmente peloso, insomma proprio in risposta a chi definiva pelosi gli avversari. Ma insomma un po' di sale, un po' di pepe non è mancato, alla fine però ha vinto la correttezza. Allora diciamo che qualche scaramuccia credo sia normale, anche un po' di ironia, qualche messaggio magari distorto, da cui è giusto anche prendere le distanze, però credo che sia stata una campagna elettorale molto corretta, basata sui contenuti, soprattutto da parte dei 2 candidati che hanno disputato, diciamo, questa finale, per usare un termine calcistico. Quindi tanta correttezza che credo, insomma, porterà anche alle basi di un consiglio comunale che sarà leale e corretto e che lavorerà bene in sintonia per la città. Noi questa mattina abbiamo seguito in diretta la cerimonia di insediamento con Nicola Finco, a cui è stata data la fascia di primo cittadino. Tra poco vedremo le immagini. In chiusura però chiederei ad Andrea Viero
più che parlare delle priorità dei progetti, perché avremo tempo per parlare di questo, c'è un dato che ha lasciato un po' l'amaro in bocca in tutti, è un dato che non ha colore politico, quello dell'astensionismo. 44% di bassanesi al voto, è un dato che fa riflettere. È un distaccamento che da parte dei cittadini rispetto alla politica, all'attività amministrativa, perché poi quando si parla di città come la nostra si parla soprattutto di attività amministrativa, fa dispiacere, fa riflettere, è un dato oggettivo che c'è in tutta Italia e non solo. È chiaro che questo distaccamento non va bene, ma lo percepiamo anche nell'associazionismo, nel volontariato. Credo che il compito di questa amministrazione, intendo tutta maggioranza e minoranza, sia anche quello di ricucire quella città per far tornare non solo i cittadini a votare ma anche a partecipare alla vita pubblica. Ecco, in chiusura un'aggiunta, c'è chi dice questa coalizione di centrodestra durerà, non durerà, perché ci sono tante anime, vogliamo spazzare via le nubi almeno oggi. Ma assolutamente non c'è nessun problema, noi abbiamo vissuto il primo turno come se fossero le elezioni primarie del centrodestra, è stato individuato il candidato vincente che è Nicola Finco e in maniera molto naturale, al netto ovviamente della lista di Elena Pavàn, è stato naturale convergere tutti su Nicola per arrivare alla vittoria. Ecco, noi ringraziamo Andrea Viero e come promesso vi salutiamo lasciandovi alle immagini di questa mattina, l'insediamento di Nicola Finco in sala consiliare e le sue prime parole ufficialmente da nuovo sindaco di Bassano del Grappa. Ah, ecco. Scusate, la prima volta. Benissimo, da questo momento il nuovo sindaco Nicola Finco entra in carica. Grazie. Da questo momento, lo abbiamo sentito, entra ufficialmente in carica il primo cittadino di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Ascoltiamo adesso il suo primo discorso da sindaco di Bassano. Brevemente, già ieri sera ho avuto modo di ringraziare le tante persone che mi hanno sostenuto e supportato in questa campagna elettorale. Ora c'è stata la proclamazione ufficiale, per me ovviamente è un motivo di grande soddisfazione, di orgoglio, ma anche una grande responsabilità nei confronti di questa città, una responsabilità che mi prendo io in primis, assieme a tutti i 15 consiglieri che sono stati eletti e poi a quelli che subentreranno a seguito delle nomine degli assessorati. Abbiamo una grande responsabilità, l'ho detto più volte, di ricucire il tessuto a livello cittadino, visto le tante fratture che ci sono state, ma soprattutto dare una visione futura di una città che la considero da sempre una delle più belle città del Veneto e non solo, una città che ha enormi potenzialità, che ha una macchina amministrativa importante, che sicuramente con un lavoro di squadra saremo in grado di dare una svolta a questa nostra comunità. Quindi adesso qualche giorno per formulare la nuova giunta comunale e poi partiremo subito al lavoro. Bassano ha tante cose da fare e noi siamo pronti, abbiamo lavorato proprio in questi mesi per parlare con i cittadini, per spiegare la visione che abbiamo di amministrazione, di metodo, ma soprattutto anche di futuro. Quindi penso che questi siano gli elementi fondamentali per governare bene e con serietà una comunità importante come quella di Bassano del Grappa. Quindi grazie a tutti, grazie a coloro che hanno lavorato, la commissione elettorale, gli uffici comunali, perché sono state ore importanti anche per loro. Adesso arriva il bello, ma noi siamo pronti. Grazie a tutti. E questo dunque l'insediamento del neo sindaco di Bassano Nicola Finco. Ringrazio Alex e Giuliano per il precedente collegamento. Vi faccio vedere, perché stanno arrivando le prime immagini dei danni causati dalla tromba d'aria che pochi istanti fa si è abbattuta su Rovigo. Questo è il parcheggio del centro commerciale Aliper in viale Porta Adige, raggiunto da pezzi di lamiera di un tetto che è stato strappato via da un capannone in zona industriale dal vento potente. Prima vi avevamo invece mostrato, adesso vi faccio vedere anche delle altre immagini relative sempre al parcheggio di questo centro commerciale. Ecco qui i pezzi di lamiera finiti tra i carrelli, letteralmente spezzati. Vedete immagini che rendono l'idea della potenza del vento che ha interessato, anche con un principio di tromba d'aria che avevamo mostrato poco fa, anche
la zona compresa tra Vescovana e Boara Pisani, quindi possiamo dire che questa tromba d'aria, questo vento potente ha interessato la zona, i confini tra Rovigo e il Padovano. Naturalmente, se avremo ulteriori aggiornamenti, i danni ci dicono essere davvero molto ingenti, ve li daremo nel corso di questa diretta che adesso si occupa di un problema di cui spesso abbiamo parlato e di cui vi parliamo molto spesso anche all'interno dei nostri telegiornali. Ed è quello dei furti, dei ladri che entrano in casa sempre più spregiudicati, anche se nell'abitazione ci sono i proprietari. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato quanto accaduto nel quartiere di San Gaetano, la frazione di San Gaetano a Montebelluna, ladri che hanno aperto finestre, che sono entrati in camera da letto mentre la famiglia stava dormendo. In un caso addirittura una ragazza stava guardando tranquillamente la televisione in salotto, ha visto la porta aprirsi, poi chiudersi e poi un volto fissarla dall'altra parte della vetrata. Le sue urla hanno fatto allontanare i ladri, ma il compagno ci ha detto: se ce li fossimo trovati di fronte cosa poteva accadere? Esasperazione, paura. Buongiorno a Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso. Un occhio particolare sul fenomeno dei furti, perché spesso sulla pagina Facebook di Furti in Corso, ma anche direttamente al telefono di Christian Demma, arrivano le segnalazioni di cittadini esasperati, che però, Demma, le faccio subito questa domanda, perché è stata una cosa che è stata rilevata dal sindaco di Montebelluna, che avevamo sentito all'Indomani. Noi avevamo raccolto una decina di segnalazioni tra furti tentati o andati a segno, ma ai carabinieri risultavano solo 2 denunce. Allora, intanto grazie, buongiorno a tutti. Sì, allora questo è il punto sempre principale per cui noi ci battiamo pesantemente, che è la mancanza poi delle denunce successive, diciamo, al furto o al tentato furto. Questo è dovuto al fatto che sono assicurati, quindi allora a quel punto a fare la denuncia, pensando che si può anche prenotare online la denuncia. Il fatto sta, a pochi giorni fa ho accompagnato io personalmente una signora ai carabinieri qui di Roncade proprio per fare una denuncia per una truffa, perché altrimenti sarebbe andata anche in difficoltà, essendo anziana e non potendo muoversi facilmente. Quindi c'è proprio questa cosa che poi va a raccontarci, scusate i termini, un po' la favola su le famose ricerche dati in Instagram che dicono che i furti ce ne sono pochi. Non ce ne sono pochi, sono tantissimi, ma poi denunciati sono troppo pochi. Bisogna denunciare, questo è importantissimo. Ecco, spesso le segnalazioni arrivano sui social, oppure c'è un passaggio così da vicino a vicino, senza arrivare poi, proprio come diceva lei, alla fonte, alle forze dell'ordine, perché poi anche questi numeri fanno statistica e sappiamo che poi dalle statistiche si innesca tutto un meccanismo anche di provvedimenti, di iniziative per cercare di arginare questo fenomeno. Io ho raccontato quanto accaduto a San Gaetano di Montebelluna, ma è solo un esempio, perché poi le segnalazioni sono praticamente quotidiane, quelle che arrivano sui social, ma quelle che arrivano anche personalmente a lei, Demma. Sì, assolutamente. Allora, se abbiamo notato, c'è un leggero modus operandi diverso dall'inverno, no? Quindi adesso faccio la battuta, penso che tutti ormai abbiamo capito che è finita la famosa stagionalità invernale, se no bisogna parlare di stagionalità delle 4 stagioni dei furti, cioè tutto l'anno. E sta succedendo che sta andando proprio a blocchi. Abbiamo visto San Gaetano, ma pochi giorni prima era ad esempio qua a Roncade, poi c'era stato a Monastiere e via. Vanno a blocchi dove in una settimana fanno fuori 10-15 appartamenti, come anche di più, e ovviamente poi ci spostano molto velocemente, un po' andando da una parte all'altra, un po' per far togliere le tracce che ci sono. E questo è un indice un po' di diverso modus operandi di quello che abbiamo visto quest'inverno, dove c'erano più gruppi che si muovevano in contemporanea in varie città. Il problema è che appunto io sono sommerso appunto da messaggi, mail dove mi si raccontano questi casi, sui social compaiono sempre più spesso, che poi però non vengono riportati ai carabinieri. Ma perché ci sono sui social di più? Ormai i social, il cosiddetto Facebook o Instagram, TikTok, ormai dappertutto, è considerato mezzo, uno strumento che dallo Stato, dal governo, per fare determinate situazioni, determinate cose. Quindi la gente scrive lì la famosa lamentela o la denuncia, la fa, poi non va fisicamente a chiuderla dai carabinieri, cosa che poi non porta a avere più risorse nei nostri territori e il circolo vizioso che abbiamo sempre parlato continuamente.
Mantenendo naturalmente la privacy, quindi l'anonimato, l'ultima segnalazione che le è arrivata, almeno in questi giorni? Beh, allora, mi ha toccato particolarmente una di quelle segnalazioni in cui io vedo la persona anziana, diciamo, depredata, magari situazione particolare, quindi persona anziana che non è in uno stato economico meraviglioso, dove si trova i ladri in casa, vis-à-vis, purtroppo, nonostante, diciamo, l'urlo, la paura, gli viene portato via comunque l'oro che ormai stavano uscendo, quindi si ritrova con un pugno di mosche, con il nulla di fatto. Ma anche una cosa particolare che io raccolgo molto e che viene estremamente sottovalutata, e lo dico sempre, è il post furto. Ok, mi hanno rubato qualcosa, non mi hanno rubato nulla, sono scappati, però ho veramente un segno indelebile nell'animo, in realtà, perché poi riprendersi e continuare a poter guardare la TV la sera a luci spente non è facilissimo. Io ci sono passato più volte e vedo cosa è condivisa da tutti, quindi bisognerebbe anche fare poi il post sul trauma che viene fatto. Allora, voi come Furti in Corso organizzate incontri con i cittadini per sensibilizzare, per dare quelle semplici anche indicazioni per cercare di tutelarsi dai furti e dalle truffe. E proprio dalle nostre telecamere aveva lanciato qualche mese fa una proposta, la proposta di una manifestazione, e lo specifico perché lei lo aveva specificato più volte, che non vuole essere contro nessuno, in piazza a Treviso, davanti alla prefettura, perché un po' la prefettura rappresenta che quello che è lo Stato sul territorio, ma lei aveva detto non vuole essere una manifestazione contro la prefettura, contro le forze dell'ordine, contro nessuno, che stanno facendo tutti il massimo per proteggerci. C'è una data? Sì, finalmente c'è una data, è stata concordata in maniera molto collaborativa con la Polizia Locale di Treviso e poi ovviamente già comunicata anche la Questura, quindi una data ufficiale è il 20 ottobre, domenica 20 ottobre di quest'anno, dalle 10 di mattina ci troveremo in piazza Aldomoro, quindi diciamo per capirsi quella di fronte alla Piazza dei Signori, in piazza Prefettura, dove serenamente i Furti in Corso. Altre associazioni, quella dell'Associazione Ristoratori Veneti, che ci siamo sentiti e hanno subito accettato l'invito, dei sindaci che verranno con noi in piazza, ma come ho specificato nella mail e continuo a specificare, non è tutto nessuno, perché noi di Furti in Corso mettiamo anche i cartelloni ringraziando le forze dell'ordine e ringraziando tutte le istituzioni che ci sono, ma è proprio un punto di incontro e di raccolta che fa vedere che ci siamo tutti per i cittadini, perché in questo momento il cittadino comunque si sente un po' abbandonato e quindi c'è bisogno di far vedere che noi siamo lì, ci siamo, noi associazioni, i sindaci stessi e via dicendo. Non è assolutamente, lo ripeto 1000 volte, contro la prefettura, perché non ha senso logico fare una cosa del genere, anzi è proprio far vedere anche alla prefettura che magari venisse giù anche il prefetto con noi molto volentieri, in maniera da dire siamo tutti qua, stiamo facendo il massimo, però sappiamo che fondamentalmente in un certo senso non basta. Ma perché non basta? Perché non ci sono determinate leggi che fanno sì che ci sia una pena certa, che quando faccio un foglio di via vengano veramente allontanati dal territorio e tutte queste piccole cose qua. Anche banalmente prendiamo il caso delle famose baby gang, dove le leggi devono essere cambiate anche per i minorenni, cioè è una richiesta, diciamo, di aiuto verso l'altissimo, di dire facciamo qualcosa in più, sì, si può fare e diamoci da fare tutti insieme, perché siamo tutti qui. È proprio questo un aspetto che è emerso anche chiacchierando, parlando con chi il furto lo ha subito o chi ha visto semplicemente la propria finestra aperta o il proprio stendino. Penso a quella signora nel cui giardino sono transitati i ladri per passare da un'abitazione all'altra e che ha visto tutta la biancheria sullo stendino in disordine. Resta comunque lo shock, anche se il furto non si è subito, e tutti quanti ci hanno detto: i carabinieri sono subito arrivati, sono stati subito presenti, ma quello che loro lamentavano, i cittadini, era proprio la mancanza di pene certe. Loro dicono: questa
questi poi, ed è la frase che anche lei, Demma, si sarà sentito ripetere tante volte, anche se vengono presi domani sono già fuori. Ed è questa un po' la rassegnazione, tra virgolette, che pesa tra i cittadini e che magari in qualche modo influisce anche in quella mancanza di denuncia. Certo, c'è la famosa frase, mi permetto di dirla in Veneto, tanto noi che fa niente, no? Questa è quella che penso voi le sentite continuamente quando fate le interviste, le sento io centinaia di volte e purtroppo addirittura vengono detto poveri ragazzi di carabinieri, poveri poliziotti sono venuti subito, ma d'altronde non gli fanno nulla. Tanto che addirittura i casi, ce ne sono successi, che la stessa pattuglia ha preso 2 volte magari il ladro nella stessa serata e ovviamente la denuncia a piede libero istantanea vanno fuori e purtroppo la stessa pattuglia lo deve riprendere di nuovo. Quindi capire anche la frustrazione di queste forze dell'ordine, per quello noi vogliamo essere dalla loro parte ed essere presenti, però le persone proprio sono totalmente sfiduciate in un sistema che non dà la giusta pena. Ovviamente quando un ladro fa il suo atto violento sia psicologicamente che anche a livello fisico e viene punito e messo nelle galere sarebbe una buona cosa. Diciamo non ci sono posti in galera perché purtroppo c'è questo problema qui, bene, abbiamo anche dei fondi, facciamo nuove galere, non penso che ci voglia così tanto, insomma di soldi bene o male ne trovano tanti per certe cose, cerchiamo anche di dare un esempio a livello istituzionale che qualcosa si può fare, non è che puoi delinquere e puoi andare in giro, perché sennò il povero cittadino onesto si sente un pochino, diciamo, passa un po' per stupidotto a essere onesto, no? Quindi bisogna fare qualcosa da quel punto di vista lì, cambiare le leggi. Allora, domenica 20 ottobre, piazzetta Aldomoro a Treviso, furti in corso, ma cittadini che anche non, cittadini qualsiasi, certo. Famiglie, è una manifestazione pacifica, lei lo ha detto più volte. Pacifica. I ristoratori e alcuni sindaci, è una risposta che la soddisfa quella da parte dei primi cittadini con i quali lei sappiamo avere un dialogo continuo. Sì, c'è un dialogo continuo, ogni tanto qualche fiore, qualche così, diciamo qualcosa di diverso. In realtà sì, ho avuto risposte positive da certi sindaci che ovviamente aspettavano anche la fine delle elezioni per darmi conferma o meno, perché giustamente c'era anche quello. Quindi in realtà io sono abbastanza soddisfatto, spero che adesso si aggiungano altri sindaci, in maniera che se raggiungiamo la decina sarebbe veramente un bellissimo momento, e invitati tutti i cittadini, famiglie, tutto come dicevi giustamente tu, perché è una giornata lì insieme per condividere questo gravissimo problema di furti, truffe e tutto quello che c'è intorno a tutto ciò. Cristian Demma, grazie davvero, grazie anche per averci dato quella notizia di questa manifestazione. Lo aspettavate anche voi di fissare una data certa, ora c'è il 20 ottobre e naturalmente seguiremo quella che sarà questa manifestazione per capire anche poi quella che è proprio l'adesione dei comuni, magari non i sindaci ma magari qualche assessore alla sicurezza che possa essere presente per manifestare proprio la vicinanza ai cittadini di fronte a questo problema che tocca, e l'ho detto il sindaco di Montebelluna, Bordin, tocca l'intimità, la casa, il luogo sicuro, e quindi sono quei reati che fanno particolarmente male perché appunto toccano la sfera privata. E fa veramente male al focolare domestico. Chi ci è passato addirittura qualcuno vuole cambiare casa, no? Da tanto che ha distrutto, diciamo, la serenità di casa, quindi non è proprio poco quell'aspetto dopo post furto che c'è. Grazie davvero a Cristian Demma, Presidente dell'Associazione Furti in Corso, buon lavoro e torneremo ad aggiornarci con lei, grazie davvero. Ciao a tutti, grazie. Grazie, e continuano ad arrivare video davvero impressionanti sulla tromba d'aria che si è abbattuta pochi istanti fa a Rovigo. Vediamo insieme queste immagini, eccolo qui, la tromba d'aria che appunto abbiamo detto ha riguardato la zona di Rovigo città e poi si è spostata verso l'Endinara, e noi vi abbiamo mostrato anche un principio di tromba d'aria. Ecco qui ad esempio vediamo che tocca
tocca terra, mentre quella che abbiamo mostrato prima era proprio un principio di tromba d'aria nel Padovano tra Vescovara e Boara Pisani. Adesso ve ne faccio vedere un altro e ringrazio sempre per la pazienza Alessandro Graziera e Tommaso Migot in regia che mi stanno seguendo man mano. Eccole qui, queste sono le immagini e vedete la tromba d'aria che tocca terra e che solleva qualunque cosa incontri lungo il suo percorso. Vi ricordo nella zona artigianale di Rovigo scoperchiato un capannone con pezzi di lamiera che sono finiti nel parcheggio di un centro commerciale. Vi ho mostrato prima le immagini delle auto e dei carrelli pesantemente danneggiati ad indicare quella che è stata la furia del vento. Se ci saranno ulteriori aggiornamenti naturalmente ve li daremo, ma adesso ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in diretta e torniamo alla giornata di ieri dei ballottaggi, la giornata politica. Insieme ad Alex Giuliano vi abbiamo mostrato prima l'insediamento del neo sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Bassano insieme a Rovigo era tra i comuni dove gli occhi erano puntati per questo secondo turno, tra i 16 comuni veneti andati appunto al ballottaggio, ma c'era un altro comune particolarmente attenzionato, è quello di Vittorio Veneto. Lo sappiamo per la spaccatura anche all'interno del centrodestra. La vittoria è andata alla candidata del centro-sinistra Balliana e allora vediamo in queste immagini la stretta di mano con l'avversario Gianluca Posocco e le prime dichiarazioni da parte di entrambi raccolti ieri da Nicoletta Rizzetto insieme a Lina Paronetto. Sono stata preoccupata, ma insomma dai, ecco, bene. Allora, cosa vi siete detti? Ho fatto i complimenti a Mirella, in bocca al lupo, che festeggi adesso, che poi ha 5 anni davanti di lavoro, insomma. Sì, no, io ringrazio Gianluca come ringrazio anche gli altri candidati e sicuramente, l'ho già detto più di una volta, vorremmo fare anche un'amministrazione aperta, insomma, anche al contributo delle minoranze, dell'opposizione. Loro hanno fatto anche questi 5 anni, quindi sicuramente potranno dare un contributo valido, insomma, ecco, questo è il nostro intento. Ha ragione, mi auguro che siano 5 anni costruttivi in cui si facciano proposte concrete per la città, che la città torni veramente a essere collaborativa, che ci segua e speriamo che Vittorio Veneto da qui ai prossimi anni torni a essere quella che era 30-40 anni fa, insomma. Ecco qua anche a Complimenti, buon lavoro. Grazie. Ci vedremo in consiglio comunale con un altro. Sì, ma infatti l'ho appena detto adesso. Ciao, grazie. Buon lavoro. Grazie. Tra invece i comuni che erano interessati dal turno dei ballottaggi nel Padovano, Monselice, Selvazzano Dentro e Rubano. Vediamo com'è andata. Se fosse una partita di calcio tra il centro-sinistra e il centro-destra, in provincia di Padova il derby elettorale sarebbe finito 2-1. Il derby vero, però, tra alleati c'è stato a Monselice, dove al ballottaggio c'era la sindaca uscente, Giorgia Bedin, sostenuta dalla Lega e da liste civiche, che si scontrava con il resto del centro-destra, Forza Italia e Fratelli d'Italia, capitanato da Luca Callegaro. Se all'andata, anzi al primo turno, il distacco era di soli 34 voti, al ballottaggio ieri il divario è stato decisamente maggiore. Giorgia Bedin si è confermata sindaco con il 54,33% delle preferenze. A Selvazzano Dentro, Claudio Piron, già assessore a Padova nella giunta Zanonato, riesce a ribaltare le sorti del comune amministrato da 3 mandati dal centrodestra. Il candidato del Partito Democratico e 2 civiche ha raggiunto il 51,63% dei consensi contro il 48,37% di Mariano Fuschi, rappresentante di Forza Italia, Fratelli d'Italia e liste civiche.
Qui, infatti, la Lega correva da sola sostenendo il sindaco uscente Giovanna Rossi, sindaco uscente che non ha nascosto in queste 2 settimane di sostenere la candidatura di Peron a primo cittadino. A Rubano vince Chiara Buson, neosindaca, in continuità con la giunta precedente. La candidata del PD ha sconfitto Luigi Sposato, sostenuto dal centrodestra unito. Chiara Buson porta a casa il 55,44% delle preferenze contro il 44,56% dello sfidante. E poi altro comune nel veneziano invece al ballottaggio, Portogruaro, ed ecco qui nelle immagini di Renato Capoia insieme ad Anna De Roberto la stretta di mano e le prime dichiarazioni del neosindaco e del suo avversario. Vogliamo replicare la stretta di mano che abbiamo visto pochi minuti fa. Luigi Toffolo, nuovo sindaco di Portogruaro, lo sfidante Antonio Bertoncello, che dopo pochissimi minuti dall'esito del voto l'ha raggiunto qui in piazza per darle la mano. Insomma, è un bel gesto. Assolutamente, Antonio è un grande personaggio, una grande persona politica di grande taratura, di grande esperienza e con il quale spero anche di lavorare assieme, anzi sono sicuro, per il bene della città, con le differenze che avremo sicuramente, altrimenti non saremo in posizioni diverse, ma nell'amministrazione spesso e volentieri si avvicinano, non ci sono contrapposizioni nette dal punto di vista politico, ci sono differenze, alcune divisioni, ma penso che riusciremo a trovare la quadra. Certamente abbiamo una squadra di governo importante e sicura soprattutto. Allora, è stata una campagna elettorale tosta, no? Su più fronti, come l'ha vissuta? Intensa, no, tosta no, direi di grandi contrapposizioni no, però intensa sì. Per me era anche la prima volta di questi livelli, quando ho fatti altri 2 più semplici, diciamo, dove avevo figure. Questo è stato veramente importante e diciamo mi ha insegnato molto e ha contribuito anche a rafforzarmi, perché no? Che opposizione sarà la sua? Allora, è una posizione costruttiva. Noi abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, abbiamo coinvolto molti giovani, il risultato elettorale è significativo, ho già fatto i complimenti al sindaco. Io credo che avendo votato solamente il 46%, noi, maggioranza e opposizione, ha un obbligo di lavorare per la comunità. Noi abbiamo lavorato per la comunità, abbiamo lavorato cercando di far crescere delle persone, avvicinarle alla politica, continueremo a fare questo. Quindi lavoreremo, credo, come ha detto appena adesso il sindaco, in armonia, nelle differenziazioni, ma sempre per il bene della comunità. E adesso cambiamo argomento, saluto e ringrazio per essere con noi Cristian Bernardi. Buongiorno Cristian, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora vi presento velocemente Cristian, è un campione, un biker in MTB, è giusto? Sì. Perfetto, sì. Campione italiano endurance, 2 volte medaglia d'argento agli italiani di cross country eliminator, ha chiuso 4º il campionato nazionale, dimmi come si dice, XCO? XCO. Perfetto, Under 23, che è la disciplina principale quando si parla di MTB, e ha corso in Coppa del Mondo, un campione quando lo scorso ottobre succede qualcosa nella sua vita. Che cosa succede, Cristian? Praticamente stavo facendo degli esami e è uscito che purtroppo avevo un linfoma e ho dovuto affrontare 6 mesi di cura, e adesso da fine aprile posso dire che sono guarito definitivamente. Ecco, quel giorno di ottobre, quando è arrivata questa diagnosi, una diagnosi che arriva a 22 anni, cosa scatta? Diciamo è stato tutto un po' inaspettato, perché io fino alla settimana prima stavo correndo, stavo facendo gare, quindi stavo bene e non avevo sintomi. Ti cambia sicuramente la vita e il modo di affrontarla, perché ero abituato a correre ogni domenica e a essere sempre controllato e tutto, ma anche quello non è bastato, perché diciamo dagli esami che facevo di solito non usciva mai niente,
e purtroppo ho dovuto affrontare questi mesi di cura che diciamo sono andati tutto bene, e allora adesso sono quasi pronto, diciamo, per tornare alla mia vita normale. Ecco, oggi adesso come stai? Perché chiaramente le terapie sappiamo quanto debilitino il fisico, anche il fisico di un campione come te. Adesso come stai e come stai anche recuperando l'allenamento? Beh, adesso molto meglio, perché abbiamo iniziato con gli allenamenti un po' gradualmente con il mio allenatore, e nelle ultime settimane stiamo aumentando anche i carichi di lavoro, e quindi il corpo sta reagendo molto bene da quel lato. E sicuramente non manca tantissimo il ritorno alle gare, e quello sarà, diciamo, un nuovo punto di partenza per tornare quello che ero. Per adesso mi accontento di essere al via di una gara e di finalmente dire che mi sono lasciato alle spalle questo periodo. E quando ti ho chiesto cosa è successo quando è arrivata la diagnosi, e quando invece dopo 6 mesi di terapie ti hanno dato la notizia che quel linfoma non c'era più? È stata una bella emozione, come vincere una gara per me, quindi è stata la stessa emozione di aver vinto una gara e di aver finito, diciamo, la parte più dura penso della mia vita, e adesso sono sicuro che questo percorso mi aiuterà molto sia nello sport che nella vita in generale. Quanto la passione per la bici e la voglia di tornare in bici ha contato nel superare questo momento così difficile? Molto, diciamo, è stata forse la cosa fondamentale quella, perché mi ha aiutato sia mentalmente che anche fisicamente ad affrontare tutti i medicinali e tutta la cura. È stato lo stesso una bella botta, però lo sport in sé mi ha insegnato cosa vuol dire soffrire e tener duro, e quindi da un lato ero anche un po' avvantaggiato ad affrontare tutto questo, però non nego che è stato un periodo molto duro, che quando ci sei dentro non capisci quanto duro è, però adesso che ho finito, sì, posso dire che è stato un periodo molto impegnativo. Queste immagini che stiamo vedendo a cosa fanno riferimento? Raccontacele, Christian. Queste sono le immagini dello scorso weekend, dove siamo stati in Svizzera, dove c'è stata, diciamo, una storica vittoria per il nostro team, che è arrivata la prima vittoria in Coppa del Mondo con la mia compagna di squadra francese, e diciamo eravamo praticamente tutta la squadra completa lì. È stata un'emozione molto particolare, perché anche se non posso ancora correre, è stato bello seguire le ragazze, aiutarle e portarle fino finalmente alla vittoria. È stata Vai, prego, finisci. Sì, è stato un weekend molto impegnativo per tutti, perché diciamo il percorso era molto tosto, e penso che questa vittoria sia arrivata soprattutto grazie a tutto il lavoro di squadra che abbiamo fatto i giorni scorsi. Nonostante non abbia potuto esserci in gara, ha voluto comunque essere presente, iniziare a tornare ad assaporare le emozioni di una competizione, di una gara. Sì, quello è la mia vita, diciamo, e quindi essere anche solo lì per aiutare i miei compagni è già una bella cosa. Adesso tocca a me, perché il prossimo weekend farò la mia prima gara, diciamo, dopo la malattia, e quindi sono contento anche per quello. È una settimana particolare, perché finalmente arriva il giorno che ho sempre sognato in questi ultimi mesi. Dove sarà? Dal Pago, qui in Veneto, quindi è ancora più particolare.
Come affronterà, cioè come sta affrontando, parlo naturalmente dal punto di vista psicologico, questa gara, come se fosse la prima gara di una nuova vita? Sì, diciamo è un punto di partenza, perché capisco effettivamente il mio corpo come è preso e come può reagire a una gara. Sicuramente non sarà facile, però voglio essere solo lì per divertirmi e godermi il momento. Un messaggio che si sente di lanciare ai ragazzi che magari come lei hanno appena ricevuto una diagnosi che spaventa sicuramente, ma lei è la dimostrazione che si può guarire, si può ricominciare una vita normale. Sicuramente avranno mesi difficili davanti a loro, però dico loro di restare tranquilli, che tutto passerà e tutto tornerà come prima, e anzi sono sicuro che poi la vita sarà migliore. Chi le è stato più vicino in questi mesi, Christian? Ci sono tante persone, perché sicuramente la mia famiglia, i miei amici e soprattutto anche la squadra, perché non mi ha mai lasciato solo, anche se non correvo, e quello dovrò sempre ringraziarli per essermi stati a fianco anche in questa gara un po' diversa da quelle che siamo abituati, però sono stati fondamentali lo stesso. Cristia, io la ringrazio davvero tantissimo per questo messaggio, per questo racconto che ci ha fatto, sempre con il sorriso, anche ricordando quei mesi così difficili, e naturalmente da parte di tutti noi un grande in bocca al lupo per questa sua prima gara di domenica, e comunque vada, sarà comunque un successo, perché insomma può tornare in gara, può tornare in sella alla sua amata bicicletta. Grazie davvero a Christian Bernardi, grazie. In bocca al lupo, e naturalmente siamo qui pronti a raccontare i suoi prossimi successi. Grazie davvero. Grazie a voi. E grazie per questa bella storia di rinascita, di ritorno alla vita dopo un momento così difficile, dopo una diagnosi di linfoma. Cambiamo argomento, non solo il Bob, lavori in stazione a Cortina e scoppia una nuova protesta. Mai visti tanti cantieri a Cortina. Sarà l'avvicinarsi delle Olimpiadi, ma non è solo la pista da bob a far muovere le ruspe. Già in occasione di una protesta ambientalista voluta per esprimere il proprio dissenso nei confronti del costruendo impianto olimpico, il corteo era passato e si era fermato nei pressi della stazione, illustrando e contestando i lavori previsti. Quei lavori ora sono cominciati e chi ha attività che si affacciano sul viale prospiciente della stazione protesta. Il problema è che il Comune non si è organizzato assolutamente in maniera preventiva. Ecco, io non sono assolutamente contro il progetto, sono contro il momento in cui si è deciso a realizzare, a cominciare il cantiere, durante gli innumerevoli cantieri che esistono già per la realizzazione di tutte le opere olimpiche. C'è però a chi va ancora peggio. La storica edicola che si trova proprio sul lato della stazione sembrerebbe addirittura avere i giorni contati. Senza parcheggio la gente comunque non si ferma più, non gira. Poi da sabato hanno chiuso anche l'accesso al piazzale della stazione per le corriere dei turisti, e più che altro senza di quello noi non lavoriamo più. Speriamo verrà realizzato entro il 2027. Questi lavori non verranno ultimati alla fine di febbraio 2026, se non il palazzo della questura ex Chipass. Una ventina di giorni fa ci hanno richiamato e praticamente entro il 31 di agosto dobbiamo sbaraccare tutto. Cioè, dovete sbaraccare tutto, vuol dire che dovete chiudere? Sì, l'edicola qui non ci sarà più, basta.
E questa è la situazione dunque a Cortina per quanto riguarda il bob, ma adesso ci spostiamo con le notizie e andiamo a Padova con i dati diffusi dalla diocesi sull'attività dei centri di ascolto della Caritas nel corso del 2023. In leggera diminuzione le persone che si sono presentate agli sportelli, ma più della metà sono arrivati agli sportelli per la prima volta. Meno poveri forse, più nuovi poveri sicuro. Sono chiari i dati restituiti per il 2023 dall'osservatorio dei 37 centri di ascolto vicariale e dei 16 parrocchiali della diocesi di Padova. Se il numero complessivo è calato rispetto al 2022, sono molte le persone, soprattutto donne, che chiedono aiuto per la prima volta. Di queste 2000 persone, però, più della metà, cioè più di 1000, sono delle persone che si sono presentate per la prima volta nei nostri sportelli. Questo allora ci fa pensare che non ci sia di fatto una diminuzione della povertà. Sappiamo che c'è un aumento di poveri, un aumento di persone che si rivolgono per la prima volta ai nostri sportelli. Sappiamo che qualcuno non si rivolge più rispetto agli anni precedenti. Italiani e stranieri in proporzione quasi uguale, più del 40% sono persone coniugate con uno o più figli minori. C'è una fetta grossa di famiglie, di immigrati con figli minori, prevalentemente provenienti da Marocco e Nigeria. Questo ci dice un po' che i figli di queste famiglie hanno qualche difficoltà ad avere strumenti per poter crescere nella maniera più opportuna. L'età media va dai 35 ai 54 anni e quindi quello che possiamo dedurre è un profilo di una donna che magari si fa carico dei problemi della famiglia e si rivolge ai centri d'ascolto soprattutto per essere aiutata in termini di beni materiali, quali la spesa, oppure aiuti nel sostenere le spese della casa, quali le bollette. Anche a Padova si conferma un dato già osservato a livello italiano, l'aumento dei poveri ultra 65 anni. Il 15% delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto ha più di 65 anni. Magari sono anziani soli che hanno difficoltà economiche e con la pensione non hanno sufficienti risorse per poter vivere dignitosamente e questo è un dato su cui sicuramente dobbiamo riflettere e pensare a delle soluzioni. Nuovo simulatore per parti difficili all'ULSS 2, tecnologia innovativa che permette di fare esperienze di manovre complesse. Il Cafoncello diventa così centro di riferimento per la preparazione dei medici di ginecologia e ostetricia dell'ULSS 2. Si può simulare il parto podalico, si può simulare la distocia di spalle e si può anche imparare ad utilizzare la ventosa ostetrica. Si chiama Sofi il manichino progettato per la simulazione di parti complessi che dà modo di fare pratica a giovani medici specializzandi ostetriche, medici che lavorano negli ospedali SPOC e anche all'istruzione del personale del SUEM per i parti di emergenza. Realizzato con materiali che riproducono la consistenza dei tessuti umani per rendere l'esperienza del parto più verosimile. Tecnologia di un'azienda del Trevigiano che ha donato il simulatore all'ULSS 2. Far sì che le manovre vengano eseguite nel minor tempo possibile e soprattutto anche senza perdere la testa, ecco perché in quei momenti è molto difficile anche rimanere concentrati e mentalmente ripassare tutte le varie manovre che devono essere fatte. È importante perché per noi che facciamo 2300 parti qua a Treviso e poi altrettanti in giro per le altre ostetrici, credo sia fondamentale perché questo serve per preparare le nostre ostetriche, preparare i nostri medici. Sono 1046 i nuovi nati al Cafoncello da gennaio ad oggi, 30 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un trend in crescita ma che non ribalta l'emergenza denatalità nella Marca. Si attende intanto il trasferimento del reparto alla Cittadella.
Sella. In arrivo anche nuovo personale per sopperire alla carenza di organico. Servono 6 ostetriche e 6 OSS. L'abbiamo chiesto alla CRIT e credo che a giorni ci arriva l'autorizzazione. Le ostetriche ci sono, sugli OSS stiamo, ovviamente adesso vedremo se fare dei tempi determinati per portare anche questi in modo tale da poter partire nel nuovo blocco edificio 29 con l'ostetricia e la ginecologia. Siamo quasi in chiusura di questa prima edizione, vi abbiamo raccontato della notte di terrore a Quinto di Treviso per l'incendio e l'esplosione in un bar con vetri volati a diversi metri di distanza che hanno danneggiato anche le abitazioni vicine, e poi vi abbiamo raccontato in tempo reale della tromba d'aria che si è abbattuta ai confini tra il Padovano e il Rodigino, in provincia di Rovigo, colpito proprio a Rovigo, colpita anche l'Endinara. Queste alcune delle immagini che vi abbiamo mostrato, vedete la furia del vento che trascina via qualsiasi cosa incontri nel suo percorso. Nella zona artigianale di Rovigo scoperchiato un capannone con pezzi di lamiera volati nel vicino parcheggio di un centro commerciale dove si contano danni molto ingenti. Tromba d'aria che poi si è spostata appunto verso l'area di Lendinara, ma segnalato anche nel Padovano, come detto, tra Vescovana e Boara Pisani. Questa sera nel corso delle nostre edizioni vi racconteremo con nuove immagini e le testimonianze di questa nuova ondata di maltempo in Veneto. E questa sera a partire dalle 21 in diretta su Antenna 3, nuovo appuntamento con Ring, ospiti Nicola Talmi della CGIL, Maurizio Conte, Alessandro Manera della Lega, Fabio Crea di Fratelli d'Italia e Giovanni Zorzi del Partito Democratico, e poi ospite il sindaco di Treviso Mario Conte. Io vi lascio con Borghi d'Italia Battaglia Terme e poi a seguire il film Indagini Sporche. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.